Caro Presidente Mameli, nulla ancora è stato toccato per mantenere scenograficamente l'allestimento, ma c'è già gente che ha tentato di assaltare questi due vassoi, ma adesso andiamo a noi perché abbiamo il secondo ospite di questa mattinata ed è davvero un piacere, un amico, principalmente un collega, un compagno di viaggio per molti anni, ma andiamo a vedere chi è però con la scheda della nostra trasmissione. Quindi nome, Sandro cognome, Murru, data di nascita Top Secret, non la sapremo mai, professione un DJ e producer, si dice, segni particolari, evergreen, sempre verde, signori. Sandro Murru, ciao a tutti. ma buongiorno. Buongiorno, io per anni ho detto buon pomeriggio alla radio e quindi fatemelo dire per la prima volta, buongiorno a tutti. È vero, perché poi in base agli orari in cui si va in onda c'è la deformazione che anche quando se ti cambiano orario di dire o buon pomeriggio o buongiorno rispetto a se hai fatto la mattina o il pomeriggio. È vero, perché ce l'hai nel DNA, dopo tanti anni di radio, di trasmissioni. Partiamo da qui allora, partiamo dalla radio, visto che attualmente conduci una classifica bellissima a mio avviso, il Music Machine su Radio Sintony e va in onda nel weekend, giusto? Nel weekend, venerdì, sabato e domenica. A che ora più o meno? Credo io l'ho beccata il sabato pomeriggio verso le 15. Esatto, il pomeriggio, la poi domenica c'è la replica delle 19, molto utile per i ritorni dalla gita fuori esatto, porta, sì. E poi il venerdì notte intorno alle 21:30 22, proprio prima di uscire. Insomma, per andare. È replicata veramente in ogni momento del weekend. Esatto. Ed è una classifica bellissima che ripercorre gli anni 80, i 90 e i 2000, quelli che stiamo 3 decenni vivendo. fortissimi dove c'è stato il meglio della musica, ogni trasmissione pesco delle hit di quel periodo e poi racconto 2 o 3 pillole insomma, su artisti e personaggi che hanno caratterizzato quel brano. Sandro Murru nasce veramente come il DJ che mette i piatti per la prima volta in cameretta, che compra i primi dischi, che investe i primi soldi e che cerca e che sogna appunto di fare questo come mestiere. Me lo racconti però? Io adesso ho fatto la sintesi dell'inizio ma non so come è andata realmente. No, ho iniziato col baracchino, non so se vi ricordate il baracchino. Sì, io me lo ricordo benissimo. Cioè tipo radioamatore. Sì. Il radioamatore, sì. Volante 1, volante 2. Volante 1, volante 2. Praticamente quindi si chiacchierava con quello nelle chat di allora. Adesso si usava la parola, non si scriveva. L'antesignano della radio per te il baracchino. Sì, esatto, è stato la palestra della radio e da lì poi è stato un attimo, visto che c'era il baracchino una volta era quello che usavano i camionisti, ancora oggi forse. Sì, esatto. No? Sì, comunque radioamatore. Nel radio camminavano così, dai. Esatto. Ma anche i primi telefoni erano radio. Sì, esatto. sì, certo. E quindi è stato facile per quello, quindi mi sono allenato parlando e ho detto ma è un mestiere che mi piace, più che un mestiere è una passione che mi ha... Ma quindi è nata prima la voglia di fare lo speaker o prima la voglia di fare il DJ? No, dunque io essendo già musicista, quindi suonavo già la chitarra, no, è proprio in coppia, uguale, nello stesso momento. E quindi stato... nasci addirittura come chitarrista? Strimpellatore, non la esageriamo. sapevo, questo mi mancava. Suono comunque, i miei amici lo sanno. Beh vabbè, anche perché per poi fare le mie produzioni ho suonato, bisogna anche saper suonare, perché lei Presidente non sa che i DJ hanno poi competenze musicali perché devono suonare magari il giro di piano, esatto. Il giro il di basso, la cassa. Quella è quella che viene meglio perché il tempo per il DJ è tutto dato dalla cassa. Questa valenza culturale vostra. Cassa e basso è la struttura il primo portante disco che hai della musica comprato, dance. la musica che ti è stata fatta ascoltare, voglio capire e partire da qui. Credo nel 1975-76. Io sono nato in quell'anno nel 75, sì. Molti ti ma non l'ho ricordano, comprato io, l'ha portata a casa mio fratello maggiore. Molti ti ricordano coi pantaloncini corti che mettevi già i dischi, quindi... No dai, non esageriamo, comunque sicuramente intorno ai 13 anni, 14 sì, confermo. E che disco era, te lo ricordi? Il primo disco? Credo Santa Esmeralda, Don't Let Me di Sandy Sud. Guarda, è un attimo che la regia prenda e faccia partire il trenino anche esatto. se siamo alle 9:37. Anche Patrick Hernandez, Born to Be Alive, se vogliamo. Va tutto bene, va tutto benissimo. Esatto. Dai, ti dico una cosa veloce di Patrick Hernandez, era stato registrato in Belgio. Per gioco, tra l'altro il produttore di quel brano era un esperto di musica elettronica, di computer, di sintetizzatori e aveva chiamato Patrick Hernandez a cantarlo. A proposito di Santa Esmeralda, se alziamo un po' il volume, parte proprio il momento balletto, caro Presidente. Parla anche lui, Questa è la classica
che si usa a Capodanno per fare il trenone. Esatto, ma da 40 anni ormai. Beh sì, da 40 anni a questa parte. No, dai, 35 almeno, via. Pensa che anche il nostro editore balla con Santa Balla anche il Esmeralda. nostro editore. Sto guardando. Sì. Anche il nostro editore balla con balla, Santa anche Esmeralda. come balla? E come dire, come ci si può rifiutare a questo tipo di musica? Perché poi è veramente il trentennio, quello dagli anni 80 a oggi probabilmente, però anche i 70 hanno scritto la loro pagina Ottime. musicalmente. Soprattutto chi faceva musica jazz e funky aveva scritto anche dei brani disco per divertimento, però hanno lasciato il segno, come Emir Deodato, un grande musicista di musica jazz, ha prodotto molti brani per i Kool and the Gang che molti non sanno. Ecco, nel andare avanti con la tua carriera, e poi mi piace molto tra l'altro il fatto che Sandro sia un profondo conoscitore e guarda, te lo dico qui in diretta, mi piacerebbe fare anche una bella rubrica chiamata stranamente Music Machine. Ma è una bella idea, potrebbe nascere un programma, lo sai. Esatto. Potrebbe nascere un fatta programma. però versione televisiva con non so, che idea mi puoi dare? Per esempio, guarda, mettiamo in onda un video. Mettiamo in onda un video e ti racconto magari due pillole dei 3 decenni che abbiamo appena nominato, cioè okay. 80-90 e la prima potrebbe essere un'idea, ne tengo conto. Secondo grazie. me fatta Sei un di amico... venerdì mattina potrebbe anche essere carina. Venerdì mattina a che ora? Ma Posso guarda, chiederti una tra cortesia? le 9 e le 9 e un Matteo. quarto a mio avviso. Matteo, posso chiedergli una cortesia, una pillola brevemente? Sì. Sì. Ecco, brevemente mi mancava. Che pillola vuole lei? Brevemente. A parte quella blu del Chalice, esatto, che pillola in vuole? questo contesto musicale, ecco, una pillola, tu dici che vorresti fare con lui una trasmissione. Ecco, Ma quale trasmissione? È una rubrica. una dentro rubrica, questo d'accordo. programma. Ecco, dice, ci mettiamo alcune pillole. L'ha appena fatto. ha Music parlato- Machine, la storia della musica dance in Sardegna. Ecco, la Siamo pillola... a Sardegna 1 e quindi... ragazzi, quindi meglio di qui non si può andare. La pillola l'ha appena raccontata perché lei non ascolta su Patrick Hernandez. Lei però ha le orecchie che sono coperte dal gatto morto. Ma lei lo sa chi cantava Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Guarda, Misunderstood, o ha ma solo guardato la copertina posso delle belle dare donne? una Sa neanche risposta? chi è. No, le Ti copertine l'ha Lui vista. l'unica santa che è, va a pregarla in Santa chiesa. Maria Curie. E basta. Comunque lo dico per la cronaca, Leroy Gomez. Ecco, vedi? Bravissima. Tu lo sapevi, certo. Lui praticamente ne fa 4 una figurina se va avanti. Lei di No. musica non ne sa niente, nonostante io porti come sono cognome Mameli. legato capito? molto alla musica lirica, però anche le canzoni degli anni 60 In tutto questo è arrivato poi crescendo anche tutto quello che è la parte delle produzioni, perché tu non ti sei fermato solo a mettere la musica in discoteca, hai raggiunto anche l'obiettivo di fare i dischi tuoi. Mi reputo un DJ a 360 gradi, quindi se parlo di musica devo conoscerla dalle prime note musicali, Certo. quindi è giusto conoscerla e farla conoscere al pubblico. Sì, non mi sono limitato solo al DJ radiofonico, al DJ in discoteca, ho approfittato anche della mia conoscenza musicale per diventare realizzare dei brani. Non volevo dire diventare un produttore discografico, è un parolone. Ma adesso. è vero, è la verità. Però lo utilizzano in molti, io vabbè, con la mia umiltà sto con i piedi per terra sempre. Beh, ma hai fatto dei dischi sì, negli anni 90 anche... Ho fatto... diciamo che c'è qualcosa Sento in sottofondo qualcosa, sì. che se vuoi possiamo raccontare. Forse non tutti sanno che sono uno dei 3 autori di questo brano. Ride on the Rhythm, sì. sì. Abbiamo vinto il disco d'oro nel 1996 con questo. Dica, disco d'oro in Italia. Scusa un attimo, mi dica lei chi era la cantante di questo progetto, si chiamava Allora, il gruppo era Blackwood. Blackwood. La cantante era Tabor Adams. chi non conosce? Chi non conosce è la famosa Tabor Adams. Cantante di New Però York che Blackwood, abbiamo ragazzi, incontrato a Roma e ci siamo conosciuti là. quello è il primo grande successo? No, diciamo c'era il sottobosco prima, fino al 1994 avevamo tentato tante altre storie musicali, stavamo cercando la nostra identità, il nostro equilibrio, e con questo brano l'abbiamo trovato. Beh, ragazzi, me lo alzi un pochino e poi andiamo in pubblicità, perché abbiamo già a ridosso la pubblicità, poi torneremo a parlare con Sandro Moore. Mi alzi un po' questo pezzo, tanto perché non è venerdì, non siamo Ritornello. Ma che bella questa è la discoteca, ragazzi. Just me and you. Ma che bella. Bello, eh? Ma veramente, perché poi tra l'altro questo è un pezzo che in discoteca fa un po' viaggiare. Sì, è vero, molto, Crea un molto ambiente. sognante. Mi ricordo il produttore discografico di allora, quello che cacciava i soldi, mi diceva le tue canzoni sono belle, ma ci devi mettere più melanconia.
Quindi la parte sentimentale, la parte per dare del pubblicità. cuore. No, è il segreto per lasciare il segno nel tempo. Anche In perché realtà è vero. uno magari non lo pensa legato alla musica dance, ma anche la musica dance ha appunto la parte di fascino melanconico piuttosto che comunque sognante, Esatto. che è importante, perché quando sei dentro una pista da ballo, soprattutto in una regione come la Sardegna, all'aperto d'estate, Esatto. ti alzi gli occhi al cielo, guardi un po' le stelle con questo pezzo e insomma si crea l'atmosfera. Esatto, No? poi soprattutto quando hai fortuna il brano varca l'Italia e diventa un successo internazionale, allora queste sono veramente tante stelle. Hai fatto i soldi, hai fatto i soldi con questa canzone tu. Oh. Non lo diciamo, non dobbiamo dirlo, perché adesso i soldi sono la nostra principale fonte di sostentamento, caro Sandro. Ci sono i nostri inserzionisti che ringraziamo come sempre, diamo quindi la linea a loro e poi torneremo con una telefonica legata addirittura a un argomento molto serioso. Sì, quale? Che è quello della moratoria, una moratoria presentata al presidente della regione Pigliaru. Poi ce ne parla meglio l'ospite che avremo al telefono e poi chiuderemo come sempre, come nella nostra abitudine, con il nostro ospite, in questo caso Sandro Muro. Torniamo tra poco. Subito al telefono andiamo a dare il buongiorno e ringraziamo per aver accettato il nostro invito Paola Pilisio, che è una delle, diciamo, responsabili o comunque rappresentanti dei 40 comitati, in questo caso il comitato No Chimica Verde e No Inceneritori Porto Torres, ma ce ne sono altri 39 che hanno chiesto questa moratoria al presidente della regione Pigliaru per cercare di capire un po' come gestire al meglio le nostre risorse. Buongiorno Paola. Buongiorno Paola. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Cosa chiedete? Questa è la domanda che ti faccio per capire e far capire meglio anche i nostri teleascoltatori. Allora, quello che chiediamo, prima cosa, come avete appunto già detto voi, ci siamo riuniti, i comitati sardi che sono impegnati in questi anni nelle lotte ambientali, ci siamo uniti tutti insieme, ovviamente sia sotto il coordinamento Non Bruciamoci il Futuro, il coordinamento sardo Non Bruciamoci il Futuro, la rete dei comitati sardi in rete, per appunto unificare, diciamo, tutte le vertenze di cui ci stiamo occupando. E allora la prima cosa che stiamo chiedendo al Presidente della Regione Francesco Pigliaru appunto è una moratoria per tutti gli impianti che in questo momento sono in Sardegna sia in fase di via, cioè di autorizzazione appena data o comunque di autorizzazione ancora in corso, che vengano bloccati finché non venga realizzato un efficace piano energetico che vada ovviamente nel senso delle comunità e non nel senso degli interessi delle multinazionali, certo, che stanno ovviamente trasformando la Sardegna in una piattaforma energetica ai fini speculativi. Quindi è importante far sì che in qualche modo la regione si accorga in tempo, prima che sia troppo tardi. Esatto, prima che sia troppo tardi, perché ovviamente le notizie anche di questi giorni, stop galsi, via rigassificatori, insomma c'è un'idea energetica stravatta senza costrutto. Anche cioè, perché è sempre stata l'energia uno dei nostri punti che abbiamo dolenti, ancora, esatto. Anche per Esatto. le aziende che vengono a investire in Sardegna, no? Una domanda, Sì. posso fartela? Prego. Certo. Voglio dire, per quanto concerne Porto Torres, tu sai lì che c'è stato un dramma economico e sociale e adesso mi pare che sia l'ENI, come soggetto imprenditoriale, vuol portare una fabbrica di chimica verde. In questo momento chiedete al Presidente della Regione anche di sospendere questa intrapresa industriale di chimica verde? Sì, soprattutto la costruzione della mega centrale a Esatto. biomasse da 43,5 megawatt che è prevista nel progetto della Esatto. chimica verde, che a tutti gli effetti è un inceneritore, perché comunque se mai dovesse avere biomasse comunque Sì, bruciare, biomasse. cioè il fabbisogno per questa centrale si parla di 500.000 tonnellate di biomassa all'anno. Sì. Ovviamente la Sardegna non è, oltre che non è in grado di produrla, ma poi veramente il senso di trasformare le terre escavatori confezionati solo per i fini speculativi dell'ENI, insomma non è uno sviluppo. Sono tanti i temi importanti che state portando Sì. avanti. Stavi chiudendo un concetto, se vuoi fallo pure. Sì, no, giusto, dicevo che peraltro non dimentichiamo che il Porto Torres e Sassari sono un sito di interesse nazionale, sono Sì, uno sì, dei sì. 44 siti in Italia dove la prima cosa che bisogna fare sicuramente sono le bonifiche, prima di parlare di centrali a biomasse e progetti più o meno verdi.
Sono convinto che il presidente Pigliaru sarà tra i primi a prendere in considerazione tutti questi temi importanti, perché è molto complesso questo è problema. complesso, però è di interesse comune avere sotto controllo e soprattutto cercare di tutelare principalmente la terra nella quale viviamo. Grazie Paola, in bocca al lupo. Ciao Crepi, baci, buona giornata. Grazie, o viva il lupo, dipende sempre anche da che punto di vista. Io guarda, da un po' di tempo sono arrivato a dire sempre viva il lupo. Un radiofonico, come direbbe viva il lupo? Come lo dice un radiofonico? Cosa direbbe? Good luck. Buona fortuna. Ma poi che c'entra il radiofonico? Perché noi che cosa facciamo secondo lei, scusi? Vedere la colorazione ok, va bene. di voi che siete grandiosi. Lei devo dire che è veramente un uomo di grandi innovazioni, proprio grandi spunti. Uno sputo era, non uno spunto. Beh, è radicato nelle sue idee comunque. Certo, come vedi in questa trasmissione entriamo e usciamo anche da altri temi anche più complessi, ma perché è proprio questo l'indirizzo Via Venturi, dei due di Via Venturi, è l'indirizzo della trasmissione che vuole un po' spaziare ovunque, insomma, per parlare un po' di tutto. Tornando invece a noi e alla discoteca, o comunque al settore, al comparto delle sale da ballo, perché poi quando uno fa il mestiere che fai tu, a parte la radio, il produttore di dischi, il suo palcoscenico ideale è poi la discoteca, no? È il dance floor, per essere precisi. Per essere moderni, soprattutto con l'avvento ormai delle ultime produzioni dei grandi DJ, forse riempiono più loro che le band. Sì, è vero. Ultimamente con l'Ultra Musica Festival che hanno fatto a Miami hanno riempito praticamente Miami di tantissima gente. È un evento oltre David mondiale. Guetta, Bob Sinclair e tutto il resto. Calvin Harris esatto. Produzioni che non ti aspetti, diciamo che Avicii con Wake Me Up o Pharrell con Happy non si aspettavano neanche questi successi così interplanetario. No, non credo. E oggi la figura del DJ è davvero come una rockstar. Sì, è importante perché il DJ sa veramente il termometro che c'è nel dance floor e quindi ti sa dare le giuste misure, come i giusti tempi per chi fa la radio, come dicevi tu prima in bianco. Voglio un attimo andare a buttare l'occhio, perché tu tra l'altro sei stato uno dei primi al K2, no? Sì, quando l'ho inaugurato io praticamente. Quando iniziò la storia di quel locale straordinario che ebbe quanti anni? 20 anni e più di successo? Mi ricordo la data, 22 dicembre 1985. Allora ancora di più, quasi no, poco meno di 30, perché è chiuso ormai da 5, 6, 7 anni, una roba del genere. Certo, pensare a quel locale che adesso è diventato un supermercato fa un po' strano, no? Fa un po' rimpiangere anche il cuore. Però comunque in discoteca ci si va ancora. E un occhio dentro la discoteca mentre Sandro Murro in console lo vogliamo buttare? Sì, lo facciamo adesso. Lo guardiamo. Sei preoccupato? Vediamo. Console Sandro Murro. Hello. There we go. Yeah. Bello sapere che tutta quella gente davanti a te dipende dalle tue scelte. Dipende dalla mia scelta, dell'umore, del ritmo. Il gusto musicale è fondamentale, ragazzi. A Ma parte tenere presente il periodo, no? Le uscite, quello che è. Esatto, ma è molto importante tenere il ritmo e soprattutto la tensione. E poi guidarli in una salita ritmica e poi in una discesa per farli riposare, per emozionarli e poi ridarle di nuovo energia. È molto importante. Io voglio dire questa cosa che è proprio vera, perché la penso da sempre. Ho visto lavorare Sandro in radio in diretta, fare una classifica dance in diretta, mixata in diretta, mentre faceva anche la parte voce, quindi parlata e suonata ai piatti,
in diretta con i vinili ed è una cosa spaziale. Credo che Sandro Murro non abbia veramente niente da invidiare a Molella, Fargetta, i grandi DJ, David Guetta, tutta quella gente che comunque ha prodotto successi perché ha inanellato insomma il momento e il successo giusto, però tecnicamente davvero tu sei di elevato livello, anche perché oggi molti mixano col computer davanti, tu ancora vedo che a te piace smanopolare o smanettare, certo, sì, con i mixer. Sì. Qual è la differenza per far capire anche un po' tecnicamente? L'hai detto tu. L'hai detto prima. Beh, il computer è il background comunque, si trasmette molto di più con la manualità. Quindi anch'io uso i computer in studio di registrazione, anch'io ho i computer di ultima generazione per fare le produzioni, però non lo uso in discoteca, uso sempre la manualità, che è la cosa migliore che ci possa essere per trasmettere la tua anima. Oggi, appunto, oltre al fatto che la professione del DJ sia diventata ancora più importante, come dicevamo, una rockstar, c'è bisogno di tenersi al passo coi tempi. Fare questo tipo di mestiere, o perlomeno avere questo tipo di passione, costa molto? Diciamo costa nel tempo libero e nei sacrifici, perché a livello finanziario ormai i programmi per suonare si sono rispetto a prima livellati. Però i DJ di una volta dovevano andare in giro con delle valigie che pesavano 300 kg l'una, e per incidere un brano dovevi andare in uno studio di registrazione attrezzato, e certamente per uno che abitava in Sardegna era difficile negli anni 90 trovare uno studio attrezzato per la registrazione della musica dance, quindi aerei a non finire, spese. Tra l'altro adesso è tutto rinchiuso in una pennina di queste dimensioni, un computerino, la gente si porta dietro veramente il lavoro, se lo può riaprire in qualsiasi studio di registrazione mondiale, anzi addirittura anche via email invii la cartella e la trovi. Però io credo che il gusto nel suonare un disco, o perlomeno per suonare in discoteca, rimanga sempre quello legato ai vinili. O ai vinili o alla riproduzione fedele del vinile, che è il nuovo lettore Pioneer Nexus 2000, che ti permette sempre di stare al piatto destro e al piatto sinistro. E quindi è quello il gioco del DJ, dove praticamente stai a contatto con la pista e guardi anche la gente che sta ballando, mentre invece se sei distratto dal computer, lo sappiamo, non solleviamo lo sguardo mai una volta dal monitor. Sì, può essere questa una pecca della tecnologia, però è ovvio che ti assenta. Sì, ti assorbe, come del resto sì, anche con il cellulare, siamo tutti chiusi. I marchingegni, no? Perché molto spesso uno va a un concerto, va in discoteca e anziché ballare o guardare il concerto è lì a fare il video col telefonino. E a scrivere che sta ballando e si sta divertendo. Esatto. E io dico, ma pensa a divertirti davvero? Ma balla e divertiti, bravo, appunto, è quello che dico anch'io. Non si sta divertendo in realtà. Sì, perché la tecnologia a volte è troppo invasiva, lo abbiamo anche detto in altre puntate di questa settimana. Beh ragazzi, ci sarebbe ancora da star qua a parlare molto. Ma ci sarà un'altra puntata? Ci saranno più puntate, perché quell'idea di quella rubrica che in realtà abbiamo in mente di potrebbe diventare poi realtà. Esatto. Cioè il Music Machine da Radio Sintony, che è in onda nel weekend, potrebbe iniziare il weekend anche dalla mattina con i due di Via Venturi. A me piacerebbe molto, è un invito che ti faccio in diretta e se mai dovesse essere preso al volo io a chiappo. Va bene, allora io credo che non avendo più tempo, la campana, che è questo in questo momento il possesso marchingegno della campana deve essere nelle mie mani, che evidenzia. Prego, ne hai fatto Presidente, prego. Una domanda che tutti i sardi si chiedono. Ma i suoi capelli sono veri o un parrucchino? No, quello la sa già la risposta. Okay. È il gatto morto che dici tu. Qual è la domanda che fai? Ma lei Sì. Salato o dolce? È molto importante È una saperlo. domanda drammatica. Lo sul so, piano soprattutto per la sua storico. cultura. Certo. Salato o dolce? Come Devo finisce la confessarti, mi hai messo un grande dilemma sul piano esistenziale, ma a livello mascellario socializzo tutti e due. Tutto, Benissimo. qualsiasi cosa. Una risposta E noi poi avalliamo, va Noi bene? avalliamo, innaffiato il tutto da buon vino, se no vino bianco, non potrebbe grazie. essere. Dicevo, la campana che è proprio il Suona, segno distintivo, scandisce. al di là del suonare, ma del potere. Potere che in questo caso io le concedo, perché si ricordi sempre che qui comando io, in uno in Stato democrazia di diritto comando io. Dobbiamo avere ruoli ben definiti, La telecamera ma è sempre là, in comunque. una simbiosi collegiale. Va bene, Ok, grazie. a lei quanto le piace riguardarsi, eh? Si guarda solo Soffro e sempre di nel monitor. narcisismo, come Murro. Ci sentiamo o stasera per la replica alle 21, lo ricordo anche a Sandro, su Sardegna 3, figo canale di ragazzo. 272 o 641, un po' dipende dalle zone dove vi trovate, oppure per i nottamboli, questa alle 21, per i nottamboli invece su Sardegna 1 all'1 di notte, di nuovo ci sarà modo, se vi siete persi qualcosa, di poter rivedere questa puntata, se no
domani mattina saremo pronti di nuovo alle 8 puntuali per una nuova avventura con i due di Via Venturi. Grazie a Sandro Murru, alle 8. Grazie al presidente Mameli, a Stefano Perra, Gigi Perra e al DJ Fabietto. Ciao!